Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia. Buonasera. Questa mattina a Palazzo Balbi è stato presentato e firmato un protocollo d'intesa tra il presidente della regione del Veneto Luca Zaia e il ministro della giustizia Carlo Nordio. L'accordo quadro, primo del suo genere in Italia, darà vita a una serie di convenzioni tra la regione del Veneto e il Ministero della Giustizia al fine di rendere disponibili per gli uffici giudiziari veneti le graduatorie dei concorsi regionali relative al personale amministrativo. La prima graduatoria ad essere utilizzata, che scadrà il 13 giugno 2024, riguarderà 105 amministrativi. Ne seguirà un'altra che interessa 300 lavoratori. Questa mattina sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto, alla Cittadella della Giustizia, dove sono iniziati gli interventi del terzo e ultimo lotto. L'intervento è assolutamente in regola con quella che era la programmazione dei lavori prevista dal finanziamento PNRR, ha spiegato Zaccariotto. L'esecuzione dei lavori terminerà nel 2025. Come previsto dalla normativa sui contributi, sarà necessario che il collaudo sia ultimato entro il mese di marzo 2026. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato la delibera che prevede il mantenimento a tempo indeterminato dell'ex bar Porta Gialla all'interno del Parco di San Giuliano e delle relative pertinenze e la pubblicazione di un'indagine esplorativa finalizzata alla ricezione di un progetto di gestione, previa riqualificazione delle medesime strutture, comprensivo di un piano economico, finanziario e di gestione del bar. La delibera prevede inoltre che la durata della concessione sia di 9 anni. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del servizio meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, comunica che dalla serata di oggi 30 giugno al primo pomeriggio di domani 1 luglio ci sarà la possibilità di rovesci temporali, anche associati a fenomeni intensi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.